Oggi siamo su un nuovo video di Momo 7 e lasciate like, iscrivetevi e attivate la campanellina così non vi perdete nessun video. Questo è il mio overboard, oggi siamo a giro con l'overboard. Raga, sto andando in contromano, non so cosa fare, sono pazzo, vado in contromano io. Mi inquadro perché sono una signora che odia quando registro, esito bene, perché se no inizia la rissa. Chi va piano sono lontano, anche se sto andando in contromano che, raga, non è tanto sano, perché se mi becca qualche macchina diventa brutto. Non come stanno facendo lì, gente che lavora, cioè la gente lavora e io sto qui a registrare. Poi se ragazzi vi devo dire la verità, vloggare sarebbe più buono. Quanta gente deve essere. Cioè raga, vloggare è il mio lavoro, oltre ad andare a scuola. E io che me lo devo fare questo. Mi piace fare questo lavoro, lo faccio. Non può venire uno per dirmelo. Comunque se non avete visto il precedente video, che era un video molto serio, parlava del razzismo, bullismo, di queste cose, andatevelo a vedere, è bello. No raga, sono fottuto, sto passando con le ruote dell'overboard sul vetro, che stupido, no, si bucano, queste è un casino, che costava un botto, no raga, sul vetro, no, no raga, che casino, si è passato sul vetro con l'overboard. Vi rendete conto? Raga, io sto qua, c'è un po' di rumore, aspettate, passo un attimo. Ma cos'è un incidente? Il vetro è arrivato fino a qua, cavolo. Ma comunque volevo far vedere una cosa che non ritrovo più stranamente. Dov'era? Vabbè raga, è sparito, non lo ritrovo più. Non lo ritrovo più. Eccolo! Aspettate. Questo l'altro giorno era sangue. Perché il cane di una mia amica è stato investito qua. È stato investito esattamente qua. È stato investito un sacco che è stato investito e il cervello gli è uscito. E la nonna di quella ragazza sarebbe quella. Non so se si vede nel quadro video. Non so dove sto andando, non sto andando da qualche parte. Raga, vi devo dire la verità. Non so neanche. Se vi devo dire la verità, sto andando a casa. Anche se sto ai posti, però vado a casa. Non so dove andare. Siamo zona rossa. Comunque voglio dire, dove siamo noi? Qua. È zona rossa. Sì che io sono uscito. Stavo per farmi una passeggiata all'overboard. Mica perché voglio frangere le leggi. Perché hanno detto le passeggiate si possono fare. Uno, qual è? Ne approfitta, scusa. Ma posso approfittarne? No. Comunque se vi piacciono i video che faccio, scrivetemi. Se non vi piacciono, ditemelo e faccio altri di meglio.
vorrei testare la sua velocità massima, vi devo dire la verità, non l'ho ancora provata perché c'è un'applicazione che scarica e mi dice quanti chilometri sto andando e quanti ne faccio, quanti metri faccio, quanti chilometri faccio. Ora avrò fatti 4 chilometri. Perché se ti devo dire la verità, prima di iniziare a registrare avevo registrato uno stesso video che era successo un incidente. Volevo usarlo come copertina del video, ma non ce l'ho fatta perché io, da ragazzo molto intelligente che usa il cervello, cosa sono andato a fare? Per caricare il video, per sbaglio ho cliccato elimina il video, sì che il video è stato eliminato e ora lo sto rifacendo. Allora, aspetta, ora mi vestono. Lo sapevo, non sapevo mi vestire. Una di là, uno di là e mi vestivano insieme. Comunque qua c'è la Carrefour molto leggendaria. Ditemi se vi piace la hoverboard. Se vi piace scrivetemelo. Vabbè raga, testiamo la sua velocità massima. A voi sembra sta andando pianissimo, ma io non sapevo che sto a tenere la telecamera con tantissima forza perché fa un freddo boia. Ma voi non vi rendete che freddo fa? C'è un freddo della maremma. C'è l'altra mano che sta a congelare, infatti la reggo con la destra. Comunque scusatemi se l'altro video sulla BMX è venuto movimentato. Non so se anche questo verrà movimentato. Speriamo di no. Perché praticamente in bici, nel primo video facevo in bici. Avevo un paio di difficoltà. E vabbè. Raga, cosa leggendaria. Passiamo da qua sopra. Raga, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Raga, siamo un campioni. Raga, scendiamo da sta rampa. Ma abbastanza facile. Easy, easy, easy. Easy, easy, easy. Easy ragazzi, c'è l'ora al massimo. Allora, scrivetemi se preferite video sull'overboard o quando passerà sta zona rossa con i miei amici, perché raga con i miei amici si diverte un botto. Sì che vi consiglierei con i miei amici, o in bici, o con i miei amici in bici, o con i miei amici sull'overboard. Ditemi, però con i miei amici è meglio a piedi, perché ci si diverte. Poi avevo organizzato un mio amico tipo una cosa che quando passerà la zona rossa faremo un video, poi andremo a giro, ci prenderemo un gelato dal muretto, che non voglio fare pubblicità, ma quanto, per l'amor di Dio, perché dovrei fare pubblicità al muretto. Comunque prenderemo un gelato e faremo degli scherzetti alla gente, bussandogli e scappando, facendo bussa e scappa, lanciandogli petardi, di tutto, sì che preparatevi. Qua ci sono dei ragazzini che bullizzano tutti, eviterei di fare una figura. Eviterei, non so dove andare. Comunque raga, volevo far vedere la piazza dove abito io, che è molto famosa, cioè famosa, sì dai, però non tantissimo, però è conosciuta da alcune persone. Quello sarebbe il campanile della chiesa. Il signore mi ha fatto passare, gentilissimo. Dovete fare come lui, raga. Cioè mi ha fatto passare. Vabbè.
Raga, ho abbassato perché c'è la stessa signora di prima che voleva evitare di farle vedere che stava a vloggare. Che gli do un botto noia, ma non so quale sarebbe il motivo. Comunque sto andando pianissimo. Nel video sembrerà che vado piano, ma non avete la testa. Raga, a un certo punto ho accelerato. Sono arrivato al limite della velocità di quest'Overboard. Ma per un millesimo. Avete visto la Ferrari? Quando accelera arriva subito al limite di velocità neanche in 10 minuti. Questa è la stessa cosa, ma in meno tempo. Questo overboard andrà a 50 all'ora, 50, 60 all'ora. Perché raga, devo dire una cosa, è truccato, perché l'ho truccato io. L'ho portato, gli ho fatto fare delle modifiche, gli ho aumentato la velocità. Truccatissimo, overboard più truccato di questo non esista, cioè sì, può esistere, però non devi dire che è truccatissimo, va velocissimo, va alla velocità di un manufatto elettrico. Allora, comunque raga, lasciate like subito e iscrivetevi al canale che ho visto questo video, non c'è ancora. Comunque raga, c'è mio signore che volevo evitare di registrarla. Raga, andate a seguirmi su TikTok, mi raccomando. Mi raccomando, seguitemi su TikTok. Se non mi seguite vi ammazzo qui. Fatela in persona, io sono. Raga, sta passando un camion gigante. Raga, mi stava letteralmente per investire perché mi ha sfiorato la ruota di non so quanto. Oh, madonna! Scusa. Non fa un giro. Ci sono andare lì. Lo so che c'è per andare. Se no ti ci buttiamo questo. Dai, no, mi ricordavi di qui se muore. Te ce l'hai? No, ci sono andare l'ho fatto così. Mi ha fatto provare Marina. Sì. Marina! Ah sì! Perché a te? Sì, me l'ha fatto provare. No, Ci sono andare. In vendita, non la vogliamo più. Dovevo prendere le Mentos. Ah, per Mentos. Questo ci serve come noi. Per mangiare e basta. Poi una. No. Ne posso più. Attento con bocchi. Di fra. Vediamo di bocca. Fra. Ha detto che ci sa andare. Infatti ci sa. Mi sono mischiate le droghe. O a bocca. Tra l'altro doveva accelerare e si è bloccato. Perché fa pi. Sì. La mamma mi vede fare. Oh no! No, gira. Io, bravo. Sto volando! Sto volando! Ah sì! Sono Gesù! Oh, cavolo, si può! Che mi fa ridere che sei infame!
Superman. Aspetta, questo cosa fa? Ah, sì. Senti se lo provo a farlo. Ciao. Dietro devi scendere. Sì, lo so. Aspetta, un regoli qua. Perché sono queste qui. Grazie. Mamma, mi hai fatto fare il giro, sembravo Dio. Grazie. No. Ciao, brother. Vai 130. Sì. Sì. Dove ero? Bella raga, è successa una cosa molto brutta. Molto brutta. Mi hanno, da quel che avreste sentito anche voi, credo che aveste sentito, una cosa molto brutta, bruttissima, che mi ha fatto incazziare un botto. Mi sto per tirare un cazzotto in faccia. Veramente, mi hanno bullizzato. Se non gli facevo provare l'overboard, mi lanciavano qualcosa in testa. Io da genio, cosa ho fatto? Sono scappato. Ho accelerato al massimo, sono scappato. Perché non volevo darglielo prima cosa, mai dare le cose agli altri. Seconda cosa, non volevo che la scopa mi si lanciasse addosso, che l'unica soluzione era rifiutare e scappare, era l'unica soluzione che avevo in mente. Si sono preso, ho detto ciao e sono scappato via. Loro mi hanno rincorso, ma da quel che vi ho detto dell'overboard, lui è truccato. Si chieda perché è truccato, sicché io ho potuto andare veloce. Andare veloce perché era il mio overboard è truccato. Come ho detto io, scherzo raga, sembrava un stupido. Raga, morirà, proprio passata. No, cazzo. Sto per boccare. Sì che io da intelligente l'avevo truccato, ho detto, tanto vado più veloce, non è che loro corrono, vanno a 50 all'ora, 60, no, sono scappato. Anche se non avete sentito, qualcosa, no, pensavo di aver bloccato la registrazione e scappare, ma invece era stata attiva e mi si è trovato in tasca e l'ha nascosto. Veramente me lo volevo prendere. Mi ha detto se me lo dai te sei Gesù, sei grande, sei forte. Io non è che ti dico oh, tieni il mio overboard, costa 1000 euro, 2000, sembra 2000. E te me lo provi e me lo spacchi in mezzo. Sì, io ho rifiutato scappando via. Comunque raga me la sono fatta addosso e giuro se devo passare da lì non ci passo finché non se ne andranno via quei bulli di merda. Oh raga, scusate per la parola. Scusate. Ora devo ricordarmi di parla. Sì che raga, ricordiamocelo di vippare sta parola che ho detto. Che inizia con la che fate tutti i giorni voi quando mangiate. Vabbè, lasciamo stare queste cose, sono un po' troppo volgari. Lasciamo stare queste cose di... Cazzo, no raga, ho detto delle parolacce, però raga mi so perché raga
Ho detto delle parolacce perché è successa una cosa pazzesca. Mi stavo ribaltando perché guarda, questo è piatto e questo si muove, questo va diritto e lui va liscio. Però quando va liscio le ruote sono fatte un po' per sterrato e anche per strada. Le ruote sono fatte per sterrato e per strada. Però sarebbero meglio da usarle nello sterrato. Raga, eccoli raga, sono lì. Raga, sono lì raga. Raga, sono lì raga. Raga, cazzo, puttana. Era porca puttana. Raga, un attimo. Raga, qui un attimo. Aspetta, c'è la macchina! Lasciamo stare. Stavolta vado normale. Sì, mi si è scaricato l'overboard per colpa loro. Vai, fammi schifo. Raga, madonna. Oh, mi stanno riseguendo perché io ando per quel paese. Sicché io da intelligente ho corso ancora. Ho corso. È l'unica cosa. Non posso andare una loro di acchiappatevi. Ora vado alla coccia, alla Carrefour Cocca e mi fermo e concludo il video lì perché la cosa sta diventando lungo. Seconda, mi si è scaricato l'overo per ticchiere da portare a casa e devo prendere la BMX. Allora raga, vi saluto qui con la Carrefour davanti, vi saluto raga, concludo il video, bella.